scelta, se l'hai scelta tu, cosa volevi trasmettere a pelle, ecco, alla persona che prende in mano il tuo libro. Ok, grazie. Grazie di questa presentazione, grazie a voi di essere qui così numerosi ed avermi invitato in questo posto che non conoscevo e in cui ho assistito, e ho fatto anche le foto, a uno dei tramonti più belli che abbia mai visto. La copertina l'ho scelta io perché questo libro parla di crisi climatica, naturalmente, però ne parla in maniera, cerca di parlarne in maniera diversa, nel senso che cerca di superare il modo in cui è stata raccontata la crisi climatica per 40 anni, più che altro per far capire quanto sia cruciale in realtà per tutti gli aspetti della nostra vita, e in particolare la domanda di fondo era questa: perché la crisi climatica non ci preoccupa abbastanza? La mia casa editrice, ci siamo messi a tavolino a cercare varie immagini, sono venute fuori immagini classiche da libro sulla crisi climatica, tipo una persona a Venezia con l'acqua alta, così, e io volevo evitare un po' queste immagini. A un certo punto ho trovato questo collage di una artista di Portland, in Oregon, e mi sembrava perfetto perché, anche se in realtà io non parlo di incendi all'interno del libro, cioè parlo di crisi climatica, quindi di fatto anche di incendi, ma non sono andato in posti dove il problema maggiore sono gli incendi, però mi piaceva questa immagine dove innanzitutto c'è una separazione tra le persone e il mondo che sta andando a fuoco dietro. E tra queste due persone c'è una persona più adulta che ignora sostanzialmente quello che sta succedendo e una persona più giovane invece che ancora si volta indietro. E, e mi sembrava perfetto per il titolo di questo libro, non a caso è L'altro mondo non è l'altro mondo dove andiamo quando finisce tutto, ma è il mondo che noi in realtà abbiamo già sotto gli occhi, che è già cambiato rispetto a quello che siamo abituati a vedere, ma non siamo culturalmente e cognitivamente equipaggiati a inquadrarlo in uno schiocco di dita. Quindi, dato che questo libro, oltre a parlare dei posti dove la crisi climatica è già visibile, parla della nostra difficoltà a incamerare i segni di un declino che è già in essere da diversi decenni, mi sembrava che un'immagine del genere potesse non solo catturare l'attenzione, ma anche raccontare questa discrepanza. Io vorrei partire con un ringraziamento a te in particolare, perché nel tuo libro dici che succede una magia quando un lettore e uno scrittore entrano in contatto attraverso il libro. Infatti la frase è questa e la leggo perché è molto bella. E la magia a due è quella che rende autore e lettore complici di una congiura narrativa, una temporanea rivoluzione cognitiva che apre squarci di comprensione in quel velo di Maya che siamo abituati a chiamare realtà. Quindi questo è il mio ringraziamento di aver aperto uno squarcio cognitivo anche nella mia testa, perché quando ho accettato di leggere questo libro per fare la presentazione insieme a te, non era tanto tempo fa e quindi avevo una serie di impegni, ce la farò, sarà un libro bello da leggere, tutti quei pensieri che viene spontaneo avere, invece veramente è stato molto scorrevole, anche per il tipo di scrittura creativa, so che ti occupi anche di scrittura creativa, si vede proprio che il modo che hai di scrivere è molto scorrevole e accattivante per chi prende in mano il libro. E poi in riferimento al velo di Maya sono andata a cercare perché era qualcosa che mi richiamava al passato, la scuola. Infatti l'ho ritrovato come un paragone che fa Schopenhauer, quindi questo filosofo tedesco, e dice appunto che la realtà che noi percepiamo è nascosta da questo velo di Maya e solo se lo strappiamo possiamo recuperare il mondo e noi stessi. Quindi il tuo libro sicuramente aiuta a fare questo, quindi inizialmente ti ringrazio. E veniamo così un po' all'introduzione, la premessa, diciamo. Allora, a me sicuramente hanno affascinato molto i viaggi, i paesaggi che tu mi hai fatto immaginare, perché a me piace molto viaggiare. E sinceramente, come anche tu dici nel libro, non mi sarei mai aspettata che tu partissi da posti come Miami, come il paese di Babbo Natale, la Lapponia, oppure altre zone che nessuno appunto di noi qua dentro, cioè immagino che non ha letto il tuo libro, il Mississippi, il Golfo del Messico, la Louisiana, posti dell'America che magari ci piacerebbe anche visitare perché sono nel nostro immaginario come dei posti stupendi,
Quindi tu hai scelto queste cartoline che noi abbiamo nella nostra mente per in un certo senso smontarcele, quindi sbatterci in faccia proprio la realtà del cambiamento climatico che noi di solito ci immaginiamo in Africa, nei paesi poveri, e invece ci troviamo di fronte a questi posti idilliaci, i paradisi, i famosi paradisi delle Maldive, ecco, quindi diciamo non voglio però raccontare, non voglio che tu racconti dei posti belli che hai visto, in un certo senso, perché vorrei che andassimo un po' in profondità, perché nel tuo libro c'è tanto da dire a livello proprio di filosofia, di analisi psicologica dell'essere umano e del suo pensiero. E quindi cerchiamo un attimo di scendere su degli argomenti un po' più difficilini, però che comunque sicuramente saranno molto interessanti. Allora, quindi la frase che ti volevo adesso leggere è questa. L'acqua è l'elemento che ha portato la civiltà e che sta tornando a riprendersela. Quindi anche questa frase, che si collega con il tema dei nostri incontri, mi ha lasciato, quando l'ho letta, un senso di amarezza. E tu vorresti scegliere un'immagine dei tuoi viaggi che meglio rappresenta questa frase, che in un certo senso è tragica, apocalittica, e che vuoi mostrarci magari con qualche immagine che ti vuoi raccontare? Allora, grazie innanzitutto delle cose bellissime che hai detto, e questa domanda che hai fatto è perfetta perché io ho portato oggi non ci sono soltanto delle slide dove io racconto il mio libro, ma anche delle immagini che io ho scattato in questi viaggi, perché l'obiettivo di questo viaggio iniziale, perché attenzione, la cosa secondo me di cui sono più felice in questo libro è che io all'inizio, il mio obiettivo iniziale era: voglio andare a raccontare i posti dove la crisi climatica non è percepibile come un problema futuro, un problema che riguarda le altre generazioni, popoli esotici o altre specie, ma è qualcosa che riguarda l'essere umano e che già sta cambiando il nostro modo di vivere su questo pianeta. Questo era l'obiettivo iniziale, che già era parecchio ambizioso, ma una volta che poi sono andato a fare questi viaggi mi sono reso conto che mancava qualcosa, che io stesso, che avevo studiato le Maldive, tutti i posti dove sono voluto andare, facevo fatica, una volta lì, a cogliere subito cosa non andasse. E allora il libro in realtà è nato in quel momento, perché non era più soltanto un reportage, ma era anche un'indagine sul nostro sguardo sul mondo. Tanto è vero che, non a caso, la frase che apre il libro è una frase di Goethe che dice: noi vediamo solo ciò di cui andiamo in cerca e andiamo in cerca solo di ciò che conosciamo. E io adesso, prima di mostrarvi le mie immagini, vorrei mostrarvi questa immagine, che è un'immagine che varie declinazioni, comunque l'orso polare sulla zattera di ghiaccio sperduto, è l'immagine con cui è stata raccontata la crisi ambientale sostanzialmente da 40 anni a questa parte. Però cosa ci dice questa immagine? Ci dice che c'è un problema, ci fa intuire che noi siamo la causa di questo problema, ma ci dice anche che questo problema non ci riguarda, perché nella nostra quotidianità di orsi polari, di zattere di ghiaccio non ce ne sono. L'ispirazione per questo tipo di viaggio è nata con un'immagine simile a questa, ma allo stesso tempo molto diversa, che è questa. Nel 2019, in una penisola della Russia artica, un piccolo villaggio è stato preso d'assalto da 50 orsi polari. Ora, le persone di quel villaggio avevano già avvistato degli orsi polari in lontananza, ma erano delle apparizioni curiose. Ok, sappiamo che i nostri due mondi sono vicini, sono confinanti. E invece d'un tratto questi orsi hanno superato quella barriera invisibile tra essere umano e natura e hanno iniziato a ribaltare cassonette, tirare zampate alle porte, a invadere le strade, seminando il panico. Quello che era successo è che in quel periodo gli orsi non trovavano per la prima volta da mangiare dove l'avevano sempre trovato, per colpa del riscaldamento globale, della crisi climatica. E quindi sono andati a cercare del cibo da un'altra parte. Di colpo, questa immagine, quando l'ho vista, ho detto: ecco, questa è un'immagine dove ci sono sempre gli orsi polari. Però ci dice che c'è un problema, che noi ne siamo responsabili, ma che questo problema ci riguarda e come. E da qui, questa poi è un'altra immagine che ho di quei giorni, da qui poi io ho deciso a quel punto che, dovendo scegliere queste tappe, io in realtà avevo un intero mappamondo, perché se avessi puntato il dito a caso su quel mappamondo, avrei trovato dei posti
dove avrei potuto raccontare storie relative alla crisi climatica, però mi rendevo conto che molti l'avevano già fatto, hanno raccontato il deserto del Sahel, hanno raccontato lo Sri Lanka, hanno raccontato la Nigeria, hanno raccontato tutta una serie di posti che noi continuiamo a vedere come esotici e fatichiamo purtroppo a fare collegamento con la nostra realtà. Io invece volevo che il primo pubblico di questo libro, che era chiaramente un pubblico italiano, riconoscesse quei posti, se non come italiani, perché ci sono anche delle tappe italiane, ma come parte, come dicevi tu, di un nostro immaginario, quindi le Maldive, quindi Miami Beach, New Orleans, la Lapponia e quindi anche il villaggio di Babbo Natale, tutti questi posti di cui noi abbiamo un'immagine mentale ben fissa. E io ho capito che io non avevo, io stesso che mi ero preparato ovviamente, non è che parto per un viaggio del genere allo sbaraglio, e quindi pensavo di sapere quanto serviva. Quando sono arrivato alle Maldive, per prima cosa sono arrivato nella capitale e io sapevo che la capitale delle Maldive, Malé, è una città sovraffollata, piena di cantieri, piena di motorini, rumorosa, il contrario di quello che noi ci aspettiamo dalle Maldive. Le Maldive noi ce le abbiamo in mente come i resort, però i resort non sono le vere Maldive, perché i resort sono degli alberghi di lusso costruiti su lingue di sabbia che fino agli anni 70 erano disabitate, poi hanno deciso di monetizzarle e hanno inventato i resort. Ai resort si può bere alcol, si può mangiare maiale, si può stare in bikini, tutte cose che in realtà nelle Maldive non si può fare, perché le Maldive sono una repubblica islamica. Quando però sono arrivato nella capitale, io mi aspettavo di trovarmi in un posto completamente diverso da quello. Il vero shock c'è stato quando io poi ho detto no, io voglio vedere le vere Maldive, quindi il posto dove ancora le persone vivono come hanno vissuto per decenni. E sono stato indirizzato in questa isola che si chiama Toulouse-Du. E la prima cosa che ho visto quando sono sceso dalla barca è questa. Ero con una persona che è nata e cresciuta a Toulouse-Du, un ragazzo di 30 anni, che vive ancora lì, e quando io sono sceso dalla barca ho detto questo è un paradiso, cioè non sono neanche riuscito a tenermela in bocca quella parola, ho detto questo è un paradiso. Hassan si è messo a ridere e mi fa tu qua vedi un paradiso per due motivi, uno è che non eri qui 10 anni fa e l'altro è che non stai osservando con abbastanza attenzione. Allora io lì un po' colto sul vivo, un po' piccato, dico ma in che senso? Aspetta che allora guardo con più attenzione, ci sono delle belle zanzare in effetti adesso, però al di là di quello, se voi guardate con attenzione noterete che queste palme che sembrano inclinate dal vento, in realtà la palma più piccola è sorretta da un bastone. E quando io ho notato quella cosa, allora è scattato un ingranaggio diverso e ho iniziato a notare altre cose, ad esempio che la spiaggia è molto corta e ha un andamento strano, forma una specie di cunetta e man mano che questa cunetta sale le palme si raddrizzano. Allora a quel punto diventa molto più chiaro quello che sta succedendo in quell'isola come nel resto delle Maldive, ovvero che l'innalzamento delle acque, il cambio dei flussi marini sta erodendo la costa e sta facendo crollare le palme. Allora la stessa immagine paradisiaca, e infatti Hassan mi diceva guarda che fino a 10 anni fa tu avresti visto sabbia fino alla fine di questa immagine e l'unica acqua che si sarebbe vista qui sarebbe quella striscia più scura là sopra, perché la spiaggia era lunga 5 volte tanto. Quindi nel giro di 10 anni le spiagge alle Maldive già stanno sparendo per colpa dell'erosione costiera. E questo è uno dei tantissimi problemi che hanno le Maldive. Però quello mi ha fatto capire appunto, ok, c'è bisogno di un approccio diverso, non basta che io racconti un posto che ormai è già cambiato, devo anche raccontare perché noi non ce ne rendiamo conto. Poi adesso non so se andare avanti a mostrarvi immagini o ripassarti la parola. Penso che ti torneranno utili strada facendo. Esatto, esatto. Allora, un altro concetto che volevo appunto adesso riprendere è questo. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare panorami nuovi, ma nell'avere nuovi occhi. Tu parli sempre di questi nuovi occhi, di nuovi sguardi e un nuovo modo di raccontare storie e narrazioni. Quindi io ho fatto un collegamento appunto tra il fatto di avere nuovi occhi per osservare la spiaggia che è rosa, per osservare quel bastone che sorregge la palma e poi tradurre in narrazioni diverse, perché nel tuo libro proprio dici che dobbiamo arricchire queste narrazioni, noi siamo abbastanza unilaterali
e ne abbiamo tanti di esempi, perché anche quando leggiamo le favole ai bambini c'è sempre il buono, il cattivo, il lupo è quello cattivo, poi c'è l'aiutante, la magia, ci sono delle costanti. E invece come potrebbe essere una narrazione nuova che tu ci vorresti fare per spiegarci anche un altro aspetto del tuo viaggio, un altro posto che hai visto? Allora, Degli occhi diversi. degli occhi diversi. Io ho dovuto, ecco, ho occhi diversi oppure lenti in più da aggiungere per vedere più profondamente, o comunque per vedere cose che magari non saltano all'occhio in prima battuta. Ma è una domanda molto, molto bella e molto difficile, nel senso che in realtà questo libro mi ha costretto non soltanto a scegliere tappe diverse, ma a scegliere aspetti diversi di un mondo in cambiamento. Quindi non soltanto quello che ci possiamo aspettare, ovvero l'innalzamento delle acque, il fatto che faccia più caldo, il fatto che alcuni habitat non risultino più vivibili, che le renne non trovino più da mangiare, o gli orsi polari, ma anche cose che noi non siamo abituati a ricondurre alla crisi climatica. Ad esempio le migrazioni, ad esempio la gentrificazione. Ora, io non credo che a Battaglia Terme ci sia un problema di gentrificazione, immagino. O sì? A Battaglia Terme abbiamo molta accoglienza, abbiamo tante persone di tanti paesi del mondo. Ok. E quindi è multiculturale come Paese. Però non c'è, la gentrificazione a Milano è fuori controllo, nel senso che i quartieri più poveri vengono presi d'assalto da persone che hanno deciso di trasformarli sostanzialmente in occasioni di profitto, e il risultato è che gli affitti crescono molto in fretta, nuovi negozi dedicati a quello che si spera saranno i nuovi abitanti di quel quartiere portano a schizzare i prezzi e le persone rimangono per strada. Quello che succede a Miami, ad esempio, è questa dinamica però in ambito climatico, nel senso che Miami Beach è un'isola di barriera a 1 metro sopra il livello del mare, quindi come le Maldive è uno dei primi posti nel mondo che sparirà se continueranno a sciogliersi i ghiacci. E già adesso a Miami stanno già sollevando, adesso vi faccio vedere un'immagine a questo proposito. Questa immagine, questa è Miami Beach. E anche questa immagine sembra normale, è una parte interna di Miami Beach, e io a un certo punto noto che questo famoso in realtà ristorante è in posizione ribassata rispetto alla strada. E dico, ma come mai questo e anche altri che avevo visto sono in posizione ribassata? Poi vado avanti lungo questa strada e noto che è tutto in posizione ribassata. E allora a quel punto di nuovo devo cercare degli occhi diversi. E il mio cervello mi dice, guarda che ovviamente non hanno ribassato i palazzi, hanno sollevato le strade. E quello che sta succedendo a Miami Beach dal 2013 in avanti è che hanno sollevato quasi tutte le strade di 1 metro perché si allagano ogni 2x3. E quello che succede è che tutti i ricchi di Miami Beach, che possono permettersi di pagare delle tasse sostanziose che garantiscono la possibilità di sollevare le strade, di mettere nuove pompe idrovore e tutte quelle cose che ritardano la fine, tra virgolette, a Miami, in alcuni quartieri molto poveri, questo non si può fare. E poi la roba assurda, molto diciamo sfortunata di quei quartieri di Miami è che i quartieri più poveri di Miami sono in posizione elevata, sono i più elevati perché sono quelli che sono stati costruiti a ridosso della ferrovia, quindi sulla dorsale, e il risultato è che sono quelli più appetibili, quindi hai questi quartieri poverissimi dove ci sono sempre più senza tetto e sono persone che per generazioni hanno vissuto in case che non possono più permettersi per colpa del fatto che ci sono persone di Miami Beach o da altre parti degli Stati Uniti che stanno investendo in un futuro dove la crisi climatica avrà fatto alzare. Infatti mi ricordo che c'era anche in questa sezione del libro la storia di un signore che non poteva trasferirsi, il suo padrone di casa l'aveva ridotto a vivere in una casa fatiscente, ma è dire un complimento. Una topaia. Sì, a un certo punto sono andato a parlare con questo ragazzo che di lavoro va a controllare, a fare un servizio sociale, a controllare come stanno le persone nei quartieri più poveri di Miami, e mi ha detto, io ho visto delle cose che pensavo non avrei mai visto in una città degli Stati Uniti, ovvero
case dove le acque nere sgorgano dalle vasche da bagno, dove ci sono montagne di scarafaggi, tutte situazioni in realtà risolvibili, ma di solito tu chiami il tuo padrone di casa e dici guarda che questa casa qua è invivibile. Loro non lo fanno perché hanno paura che così facendo il padrone di casa abbia una scusa per alzare l'affitto. Quindi pur di avere un tetto sopra la testa vivono in una topaia. E questa situazione non soltanto a Miami sta diventando sempre più comune per colpa della crisi climatica. Allora, tornando al discorso dell'analisi psicologica e sociologica che fai all'interno del libro, mi è piaciuta la parte dove dici che ci illudiamo che la questione climatica possa essere risolta domani o dopodomani, possibilmente da qualcun altro. E quindi la nostra attivazione di fronte alla crisi climatica tarda ad arrivare. Allora poi fai un passaggio successivo e dici: quando è che qualcuno si attiva di fronte ai problemi climatici, a parte le associazioni ambientaliste che sono attive? Anche se poi vedremo che nel nostro piccolo incidiamo poco, specialmente per quanto riguarda le statistiche, poi insomma. Allora dici, quello che ci permette di attivare la nostra reazione è la paura, ma la paura vera? E quindi tu hai parlato con qualcuno che ti ha trasmesso questa paura vera e che è stato costretto ad attivarsi, a scappare, a spostarsi? Hai incontrato qualche persona che ti ha raccontato? Allora, sì, però anche in quelle persone io non ho registrato la paura viscerale che ci spinge all'azione, perché quella paura lì purtroppo per quanto riguarda la crisi climatica ce l'hai nel momento in cui ti ritrovi nella situazione critica, emergenziale, come è successo in Emilia-Romagna il mese scorso, come succede ogni estate con le ondate di calore qui, come in altri posti. Ci sono situazioni dove diventa palese, così palese che quella che noi chiamiamo casa è meno vivibile di una volta ed è il limite dell'invivibile, e allora a quel punto scatta la paura viscerale, però di solito è troppo tardi. Il motivo per cui noi non proviamo paura viscerale per la crisi climatica, ma solo una paura razionale, e tutta poi un corredo di reazioni tipo la rabbia, l'indignazione, lo scoramento, l'esasperazione, c'è tutto un ventaglio di reazioni, ma la paura viscerale, per capire perché non la sviluppiamo, dobbiamo ricordarci che noi siamo degli animali. Come tutti gli animali siamo il prodotto di un percorso evolutivo. Questo significa che le nostre caratteristiche fisiche e psicologiche, e quindi anche il nostro sistema d'allarme, si sono sviluppate in un mondo molto diverso da questo. Sono quelle caratteristiche che hanno consentito ai nostri antenati di sopravvivere a minacce diverse da quelle che abbiamo adesso, minacce molto più immediate. Quindi se io mi ritrovo a passare davanti a un cancello aperto con un cane con la bava alla bocca, rabbioso, che mi vuole mordere, io è chiaro che sviluppo una paura istantanea, viscerale, che mi fa scappare, oppure mi fa aggredire il cane, per dire, sono le due reazioni che, o mi fa paralizzare, comunque sono quelle reazioni che hai di fronte a quella che percepisci come una minaccia inequivocabile. La crisi climatica non tocca nessuno dei pulsanti che l'evoluzione ci ha dato in eredità per attivare questo sistema d'allarme. Perché? Perché è un problema innanzitutto che è distribuito nello spazio e nel tempo. La crisi climatica è iniziata decenni fa e continuerà, a prescindere da quello che noi faremo, ma così dicendo non voglio togliervi ogni speranza. Il punto è questo, giusto per fare un piccolo recap. La situazione è che noi, la nostra civiltà, soprattutto negli ultimi 200 anni, ha basato la propria crescita sul bruciare cose. Prima la legna, poi il carbone, poi il petrolio e il gas. Bruciare cose, che è una cosa che abbiamo fatto tantissimo negli ultimi 200 anni, fa sì che tantissime tonnellate di anidride carbonica e di gas serra, quindi anche di metano, e altri gas che vengono chiamati serra perché vanno a creare una sorta di cupola, una sorta di barriera che impedisce al calore dell'irradiazione solare di scappare dal nostro pianeta, e quindi va a creare appunto un effetto serra.
Questa situazione fa sì che noi già rispetto al periodo preindustriale siamo già a 1,1 gradi sopra quello che avrebbe dovuto essere. E uno dice 1,1 gradi è poco. Sì, è poco se parliamo di una giornata. Tipo ieri c'erano 1,1 gradi in più e non è che cambiasse tanto. Ma se provate a cambiare un po' e a prendere ad esempio un'altra temperatura, quella del vostro corpo, se voi avete una temperatura di 1,1 gradi superiore al solito, non state bene. Questo è un paragone un po' azzardato, ma è per farvi capire che il punto non è tanto che fa più caldo, il punto è che c'è tutto un insieme molto interconnesso e molto complesso, di cui possiamo capire ancora soltanto una parte parziale, che ha basato i propri equilibri e su cui noi abbiamo sedimentato un intero modo di vivere su un certo tipo di condizioni climatiche che adesso non ci sono già più. Quindi il nostro mondo è già compromesso, quello che noi possiamo fare è ridurre il più possibile le emissioni in modo che non si vada oltre quelli che sono previsti, gli 1,5 gradi previsti di qui al 2040-2030, si rischia di superarlo anche prima. Perché? Perché comunque quell'anidride carbonica nell'atmosfera c'è già. Scusa se mi prendo questa, è giusto per... quell'anidride carbonica noi l'abbiamo già sputata là sopra, quindi c'è già questa serra. Quindi il riscaldamento continuerà. Noi possiamo decidere quanto continuerà. Se noi adesso decarbonizziamo, abbiamo una chance di tenerlo sotto 1,5, che vuol dire che il nostro mondo cambierà, ci saranno situazioni emergenziali che non c'erano mai state prima, come il crollo della Marmolada, che è stato dimostrato connesso alla crisi climatica, come quello che è successo in Emilia-Romagna, e tutta una serie di altre, il Canada che prende fuoco così tanto che a New York si ritrovano il cielo arancione. Tutte queste cose continueranno a succedere e noi possiamo decidere se queste continueranno a essere situazioni più o meno episodiche o se saranno la nuova normalità. E se quindi il nostro mondo sarà ancora vivibile e anche la nostra economia potrà continuare a... E parlo di economia perché spesso si mette come si dice? Si mette una contro l'altra, la tutela dell'ambiente e la tutela del paradigma economico, quando in realtà il secondo dipende dal primo. Chiudo la parentesi. Chiudo la parentesi. Quindi questo problema, che già io per spiegarvi una minima parte del problema, la parte più importante ma comunque è una parte, ci ho messo 10 minuti. Questo vuol dire che noi, oggi era una bellissima giornata, io quando sono venuto qua oggi dicevo guarda che bello il mondo. Io animale non ho mai pensato di essere in una situazione emergenziale oggi, se non a Milano quando mi sono svegliato faceva un caldo boia, ma Milano è città cementificata e tutto. Quindi ci vuole uno sforzo in più per rendersi conto che questa è una minaccia che noi non percepiamo come tale. E quindi attivarsi non vuol dire aspettare la rabbia, la quantità di la situazione in cui non possiamo più fare altro se non scendere in strada o bussare alle porte dei nostri politici. Dobbiamo fare qualcosa di diverso, che è quello che state facendo voi, quello che stanno facendo. Secondo me non è vero che le associazioni ambientaliste incidono poco. Io penso che... Era il discorso delle percentuali, se vuoi lo dico già adesso, anche se era una parte che volevo trattare dopo, perché è collegato con la teoria di Wilson, che mi ha incuriosito molto. E questo biologo statunitense dice che secondo lui la soluzione alla crisi climatica potrebbe essere trasformare il 50% delle aree terrestri e acquatiche in riserve naturali, e noi attualmente siamo su una percentuale bassetta perché siamo intorno al 16% per la terra e l'8% per l'oceano, e quindi mi ricollego a questa teoria per dirti ma allora è bellissimo, sarebbe stupendo raggiungere il 50%, ma allora se noi come singoli incidiamo poco, perché poi anche durante il resto della narrazione affronti questo discorso, e quello che incide moltissimo sono le compagnie petrolifere, tutte le emissioni nell'aria,
Quindi come possiamo fare? Potrebbe essere una teoria valida questa di Wilson? Allora, è interessante che tu mi faccia questa domanda oggi perché in questi giorni, allora, la teoria di Wilson, che poi è anche un po' una provocazione, ma non nel senso che non ci credesse, ma nel senso che dire noi prendiamo il 50% di tutto quello che abbiamo e lo rendiamo intoccabile, è una cosa che chiaramente avrebbe un effetto positivo, però è difficilmente nel breve termine coniugabile con l'esigenza di mantenere in funzione, non dico un paradigma economico di crescita, ma una civiltà, che per adesso Infatti non poi è... sono calati a 30, hanno detto ma Esatto. proviamo a vedere se quel 30... Però la cosa interessante è che proprio in questi giorni, martedì, c'è stato un voto al Consiglio europeo su una legge che si chiama Nature Restoration Law, ovvero legge di ripristino della natura, e purtroppo mi spiace dirlo, è passato, o meglio è stata approvata questa legge prima del voto, che è quello fondamentale che ci sarà a luglio da parte del Parlamento europeo, ed è una legge che stabilisce che entro il 2030 noi dobbiamo riportare a uno stato non un ripristino totale, ma a uno stato di funzionalità ecosistemica buona, il 20% delle terre emerse europee e il 20% delle zone acquatiche. Con l'idea poi che di qui al 2050 si incrementi questa percentuale sempre di più. Quindi potrebbe... No, potrebbe, nel senso che 21 paesi, 21 ministri dell'ambiente europei hanno votato a favore, 6 ministri europei dell'ambiente hanno votato contro. Indovinate dove stava l'Italia? Contro. Contro, ma la cosa interessante è che se voi andate sul sito del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, si chiama così? Mase, sì. C'è una dichiarazione, cioè, è tutto contraddittorio, nel senso che loro dicono noi abbiamo votato contro perché si andava a mettere a rischio quanto profittevoli siano i settori della piscicoltura, dell'itticoltura e dell'agricoltura. E subito dopo Pichetto Fratin dice è importantissima questa legge, è fondamentale anche per combattere la crisi climatica che sta mettendo a repentaglio tutta una serie di cose, però è importante farlo con i fondi giusti, che messa così sembra quasi non ci stanno dando abbastanza soldi. Però la ragione ufficiale, che è quella di non andare a disturbare sostanzialmente dei settori economici, è la spia di quanto miope sia questo governo, ma in realtà tantissimi governi e tantissima politica. Non voglio fare un discorso di politica di destra o di sinistra, perché purtroppo è una miopia che si trova sia a destra che a sinistra, ovvero pensare che l'agricoltura e la pesca possano continuare a mantenere gli stessi livelli di produttività con una degradazione ecosistemica fuori controllo, come se fossero slegati, cioè proprio l'agricoltura, che sono esattamente due settori molto legati allo stato di salute degli habitat agricoli, che se voi andate a vedere i report più recenti, l'81% del territorio europeo è in uno stato di conservazione cattivo se non pessimo. E questo vuol dire, per fare un esempio di quanto il problema sia interconnesso, uno potrebbe distrattamente leggere un po' delle misure di cui si parla, tra cui tra l'altro c'è una misura importante che è il ripristino dei tratti fluviali in alcune zone, che è una cosa di cui si è parlato dopo l'Emilia Romagna, poi si è smesso di parlare neanche lì, però il piano di adattamento nazionale parla anche di quello, del fatto che noi comunque abbiamo forzato molti corsi fluviali, li abbiamo imbrigliati, li abbiamo intrappolati, poi quello di cui parlavo anche nel capitolo su New Orleans, e quindi succede che quando questi fiumi esondano, cioè è più facile che esondino, è più difficile gestire le piene e gestire situazioni come quella che c'è stata in Emilia Romagna. Un'altra cosa è ridurre, invertire il declino degli insetti impollinatori, e uno potrebbe dire ma chi se ne frega? No? Oppure sì, però a me
il fatto che Frattini dica sì, però dobbiamo prima di tutto salvaguardare l'agricoltura, vuol dire che il nostro ministro dell'ambiente non sa che gli insetti impollinatori sono responsabili di 5 miliardi di euro annuali della produzione agricola italiana. Quindi vuol dire che è un problema interconnesso che difficilmente ci farà dire dobbiamo per forza fare qualcosa. Quindi noi dobbiamo farlo prima di sviluppare la paura e dobbiamo affidarci, per fortuna, a tutta la letteratura scientifica che viene prodotta in continuazione e che, ed è l'unico caso, converge tutta nella stessa direzione. Quindi in realtà noi sappiamo quali sono i problemi, quali sono le cause, sappiamo anche quali sono le soluzioni, ma c'è un grosso problema politico e di interesse economico dovuto al fatto che le aziende che fanno più profitti in questo momento storico, insieme a quelle dell'high tech, quindi Google e Amazon e tutte quelle aziende lì, sono quelle energetiche, e quelle energetiche fanno profitti sul petrolio e sul gas. E questo non è una cosa che mi invento io, potete cercare su Google e troverete diversi articoli che dimostrano queste cose, anche sui siti delle stesse aziende come la Exxon e le altre. Nel momento in cui dovrebbe iniziare una transizione ecologica e quindi un passaggio alle rinnovabili, queste aziende in realtà fanno finta o comunque dedicano pochissimi soldi a questa transizione e dedicano il grosso delle loro risorse a cercare nuovi pozzi, nuove occasioni di estrazione. Perché? Perché sanno che il gioco sta finendo e quindi devono massimizzare il profitto. E tu prima hai parlato di miopia del mondo occidentalizzato e io vorrei leggere un passaggio del tuo libro che parla dei nativi della Florida. I Seminole non erano grandi costruttori, ma si dimostrarono lungimiranti. Le loro cichì erano sostanzialmente capanne dal pavimento rialzato, abitazioni transitorie che potevano essere smontate e spostate all'occorrenza. Negli ultimi 2 secoli gli abitanti della Florida hanno avuto diverse anticipazioni del futuro che li attende, ma nonostante gli uragani, le inondazioni, i tombini straripanti, nonostante l'esercito di nuovi senza tetto che si disperde per le strade di Miami, ancora non rinunciano a costruire alberghi a pelo d'acqua. Questa cocciuta miopia è una propensione che si ritrova in tutto il mondo occidentalizzato. Quindi collego questo passaggio perché vorrei che tu ci spiegassi i famosi colonizzatori che chiami cowboy, forestieri e pirati, che cosa hanno fatto in questi territori dove c'erano delle persone che rispettavano la natura, l'ambiente e si erano integrati a tal punto che le loro abitazioni erano fatte per affrontare le situazioni e si spostavano quando era necessario e sicuramente non turbavano l'equilibrio dei fiumi e della natura che li circondava. Sì, o comunque non lo turbavano in maniera incrementale, cioè nel senso che è chiaro che qualunque cosa tu fai, anche le formiche e i castori sono degli ingegneri ecosistemici, questo è il termine con cui si indicano quegli animali, tra cui l'essere umano, che modificano l'habitat in cui vivono in modo da influire anche sulle altre specie. Il problema è che questi animali e le popolazioni indigene tendono a fare queste operazioni di ingegneria ecosistemica in modo da cercare un equilibrio, non in modo da crescere. Questa idea della crescita a tutti i costi. Sì, voglio fare una piccola premessa perché c'è il rischio, tra le tante narrazioni che informano il nostro sguardo sul mondo, c'è quella per cui da un lato ci sono gli occidentali, dall'altro lato ci sono le popolazioni indigene, quindi da un lato c'è la civiltà e dall'altra parte ci sono persone che vivono ancora come una volta. Allora il punto non è questo, il punto è che le popolazioni indigene, io sono andato a conoscere i Sami, che sono l'ultima popolazione indigena d'Europa, e in realtà vivono tutto sommato come noi, sono seminomadi, nel senso che loro fanno un lavoro che è gli allevatori di renne, che li porta a spostarsi per almeno metà dell'anno. Il punto è che la loro cultura è basata sull'ascolto dell'ambiente in cui stanno. Questo significa che a livello proprio di questioni che si tramandano a livello culturale e anche di tecnologia e di architettura,
loro tutto quello che fanno lo fanno sulla base di che cosa l'ambiente intorno a loro dice. Nel libro parlo di 2 accezioni della parola controllo. Noi occidentali abbiamo un'idea di controllo attiva, nel senso noi esercitiamo un controllo su qualcosa. Le popolazioni indigene controllano, nel senso che si accertano che certi parametri continuino a essere tali e cercano di cogliere segnali che possono essere come si stanno comportando alcuni animali, da quanto non piove, tutte queste cose che gli fanno capire che cosa sta succedendo, cosa sta per succedere. E quindi sono anche le popolazioni più brave ad adattarsi ai grandi cambiamenti. Il problema è che adesso i cambiamenti sono così veloci che nemmeno loro riescono ad adattarsi bene, ma comunque meglio di noi, tanto che c'è un'intera branca delle Nazioni Unite che è dedicata ad andare a imparare le pratiche di adattamento dalle popolazioni indigene. Quindi dopo averli sbertucciati per secoli, adesso andiamo a bussare alle loro porte e chiedere: ci spiegate come si fa? Ci spiegate come fate a prevedere che ci sarà un'inondazione? Ci spiegate come fate queste cose? Questa nostra illusione di controllo, a cui ho dedicato il capitolo su New Orleans, non a caso, perché e sono contento di poterne parlare qua, dato che comunque abbiamo un museo di questo tipo e voi siete più diciamo abituati di me a vivere a stretto contatto con i corsi d'acqua, no? New Orleans è una città che è stata costruita appunto da questi forestieri, dai francesi, sul Mississippi, ma non vicino al Mississippi, sul Mississippi, cioè sopra un'ansa. Sì, una foto del Mississippi, perché Sì. è un fiume che descrive Questa così, giusto per rovinarvi l'estate, questa è Miami Beach, invasa dal sargasso. Non la spiego nemmeno. Allora, questa è New Orleans, però questa è un'immagine molto brutta perché c'era un cielo brutto, mi sono dimenticato di non inquadrare i cessi chimici, però questo è il quartiere storico di New Orleans, che è stato costruito su quest'ansa del Mississippi, che è quella un po' più rialzata. Ed è quello che non è stato praticamente toccato dall'uragano Katrina. Qualcuno si ricorda dell'uragano Katrina? Immagino che vedo persone giovani che non erano neanche nate, perché comunque parliamo del 2005. Però New Orleans è anche questo. Questo è il quartiere 9, il distretto 9, ed era uno dei quartieri più poveri, e dico era perché praticamente non c'è più. Adesso qua ho inquadrato una serie di container con cui stanno costruendo una casa nuova, però in realtà sono quasi solo macerie. E io mi ricordo che nel 2005 io avevo 22 anni, 23 anni, e mi ricordo che si parlava dell'uragano Katrina. New Orleans era stata molto colpita dall'uragano Katrina, tutti ci ricordiamo queste immagini di questo stadio dove la gente era stata messa al riparo, la gente sui tetti, frigoriferi, eccetera. Quello che però io avevo colto era che l'uragano Katrina era arrivato e aveva spazzato via una parte di New Orleans, ma non è andata così. L'uragano Katrina arriva, sfiora New Orleans, e tanto è vero che ci sono i giornali del giorno dopo dicevano pericolo scampato. Dicevano pericolo scampato. Il giorno dopo è arrivata un'onda di marea che è andata a forzare tutte quelle strutture artificiali che hanno imbrigliato le varie parti del Mississippi, facendone crollare una e rovesciando una parete di 4 metri d'acqua su questo quartiere, distruggendolo. E voi direte, una parete di 4 metri d'acqua, com'è possibile? Ricorda il Vajont? Sì, è simile come cosa perché il Vajont sembrava tutto tranquillo finché poi quella cosa crolla e ti rendi conto che l'acqua ti uccide, distrugge tutto, certo. Quando io ero qua, sempre per parlare di immagini mentali, quando io sono arrivato qui ho detto sì, ok, ci sono, ho letto di questo distretto, manca solo una cosa: dov'è il fiume? Perché se questo distretto è stato distrutto dal fiume, io non lo vedo il fiume, e loro mi indicano verso l'alto. Perché? Perché il Mississippi scorre 4 metri sopra il livello di New Orleans, e anche lì non hanno sollevato il fiume, ovviamente, è la città che sta sprofondando. E la città di New Orleans sta sprofondando insieme a tutto il resto della Louisiana a una velocità folle. New Orleans è ancora un po' al sicuro perché comunque, essendo un posto molto ricco e che non si può perdere, la stanno barricando in ogni modo, ma il resto della Louisiana sta letteralmente sparendo al ritmo, e non uso un'iperbole, di un campo da calcio ogni 2 ore.
cioè ogni 2 ore scompare inabissato un campo da calcio. E quando io sentivo questa cifra, non riuscivo a dare un'immagine a questa cifra, finché poi non sono andato lì. Questa è una foto del Mississippi che io ho fatto dopo aver scavalcato questi argini alti 6 metri, perché il livello del fiume è 4 metri sopra il livello della città, gli argini sono alti 6. E finché poi non arrivo in questo posto che si chiama Pontchartrain e dico, vabbè, anche qua, questa mi sembra una classica immagine portuale, di una località portuale. Poi parlo con dei ragazzi che stanno pescando seduti qui su questo molo, e uno di questi dice, ah sì, mio zio mi raccontava che 30 anni fa qui era tutto prato, e non è una battuta. C'erano le mucche che pascolavano lì. E in effetti se noi aguzziamo la vista, vediamo i pali della luce o del telefono, adesso non mi ricordo cosa fossero, che spuntano dall'acqua. Era tutta campagna, ma era veramente tutta campagna. Allora, perché succede questa cosa? Perché il Mississippi, se voi andate su Google Maps, è un serpentone arrabbiato e nel corso dei millenni ha cambiato sede in continuazione e è esondato tantissime volte, distribuendo terreno limaccioso a destra e manca, e così facendo ha creato letteralmente quella specie di scarpone sbrindellato che è la Louisiana. La Louisiana è un terreno relativamente giovane e terreni di quel tipo, e il delta del Po è così, nel senso che una volta che hanno deviato col taglio di Portoviro, hanno deviato il Po, i veneziani, per fare un torto ai ferraresi, il terreno ha iniziato ad accumularsi, creando quella gobbetta che vedete che è il delta del Po. La Louisiana è nata così. Il punto è che terreni di quel tipo devono essere continuamente nutriti. Se tu imbrigli un fiume in degli argini altissimi e li fai sempre più lunghi per evitare che il fiume possa cambiare corso e distruggere New Orleans, allora tutto quel sedimento, invece di andare a nutrire queste terre, finisce sputato nel Golfo del Messico. Il risultato è che per un fenomeno chiamato subsidenza quelle terre si stanno compattando, in più le acque si stanno alzando, e non bastasse, negli ultimi 50 anni gli americani hanno trivellato quei territori il più possibile per estrarre petrolio, per estrarre gas, e il risultato è che c'è questo inabissamento che man mano che io andavo lungo la foce, verso la foce del Mississippi, diventava sempre più palese. Vedevo sempre più case sopra dei trampoli. Questa è una strada, è una lingua d'asfalto che collega il continente sostanzialmente a quella che è la prima comunità di migranti climatici negli Stati Uniti, ovvero un posto che negli ultimi 50 anni ha perso il 98% del proprio territorio, si chiama Île de Jean Charles, e quindi la situazione è così grave che il governo ha detto: voi siete migranti climatici, voi qua, questo posto non esiste già più, anche se voi potete continuare a tenere le vostre case nella poca terra che rimane, ma questo posto nel giro di qualche anno non esiste più, quindi noi vi costruiamo un altro posto 100 km più a nord. Però la gente, alcuni vanno via, accettano questa offerta e altri rimangono, perché se voi avete la vostra cultura, le vostre radici, la vostra famiglia da generazioni in un posto, non è così facile andarsene. Infatti una volta superata quella strada si vedevano immagini come questa, a volte anche molto più alte di così. Quelle case non sono nate così, sono state sollevate. Poi sempre andando più avanti iniziavo a vedere alberi che uscivano dall'acqua, animali ovunque, strade che venivano ingoiate dall'acqua, posti di abbandono ormai. E questa, che è l'ultima immagine che vi mostro, è l'ultima immagine che io ho scattato su quella strada. Io sarei dovuto arrivare fino a Venice, che è un posto, questo nome, che a proposito di immagini falsate, se voi andate su Google Maps, a Venice c'è una strada che arriva a Venice, che è quella, ma io non ci sono mai arrivato, perché quella strada si infilava nell'acqua. Poi magari ci sono giorni in cui è percorribile, e quel giorno non era percorribile, ma io lì mi sono fermato e ho fatto retromarcia. E questa è l'immagine che mi ha colpito di più, perché un conto è dire in futuro succederà questo, e dipingere scenari da fantascienza, e un conto è ritrovarci in mezzo a uno scenario da fantascienza.
E prima ci hai fatto vedere gli alberi che spuntavano dall'acqua, hai parlato di animali che si sono riappropriati di questi territori in cui l'uomo non può più vivere. E infatti una domanda che volevo farti era quella relativa ad esempio al terzo paesaggio. E questa terminologia l'ho sentita perché il nostro presidente Claudio mi ha detto: leggi questo libro così ti rendi conto che non sono erbacce quelle che tu chiami erbacce, ma fanno parte di quelle piante che si stanno riappropriando di alcuni spazi, spazi che tu definisci indecisi, privi di funzione e ai margini. E quindi ti volevo chiedere appunto come si comportano la natura, le piante in questi spazi che non sono più di nessuno. Si comportano come si sono sempre comportate, nel senso, prima che noi decidessimo di dover rassettare la natura. Di incontaminato su questo pianeta, cioè di posti dove l'intervento umano non è riscontrabile, è rimasto il 3% più o meno, si calcola. Quindi in realtà noi, anche l'idea che noi abbiamo di paesaggio bucolico, in realtà è antropizzato, perché se ci pensiamo il paesaggio bucolico è campagna coltivata, quindi e quindi quella è un'altra sfida culturale, cioè, cambiare sguardo anche nel dire quello che noi consideriamo un prataccio con delle erbacce incolto, così, in realtà è la cosa più naturale che esista, ed è i prati, diciamo, vergini, quelli che non sono stati toccati, ci sono diversi studi che lo dimostrano, sono quelli che sono più in grado di dare spazio alla biodiversità. Di dare spazio alla biodiversità, ma anche di sequestrare anidride carbonica e di porre un argine a eventuali inondazioni. Cioè, la cosa veramente che mi stupisce ogni volta è che quando pensi alle soluzioni cosiddette nature-based, ovvero le soluzioni basate sulla natura, che per molti di noi, compreso me, che sono cresciuto negli anni '80, quindi anch'io sono cresciuto in un mondo dove bisognava salvare il mondo perché era giusto farlo, non perché ci conveniva. Non era una questione pratica, era una questione etica. Poi adesso ci rendiamo conto che è pratica. Però, per dire, quando io ho scoperto, studiando un po', che i prati vergini sono una delle cose più da salvaguardare e una delle meno salvaguardate, sono quasi più importanti delle foreste. Le foreste sono a rischio anche le foreste ovviamente, però sono più a rischio i prati, e alcuni prati sono in grado di catturare più anidride carbonica delle foreste. E in più questo tipo di terzo paesaggio, di prati, questo tipo di diciamo, ritorno alla natura selvaggia ci serve a tantissime cose, nel caso di alluvioni, per catturare CO2, per garantire la biodiversità, per creare dei corridoi che consentano la comunicazione tra varie specie e l'interconnessione, che è fondamentale. Non è una questione di è giusto fare così, è bello fare così, è quello che ci serve. E c'è bisogno di uno sforzo di comunicazione gigantesco, perché poi vi basta accendere la televisione e sentite delle persone che nel giro di un minuto dicono l'esatto contrario di tutto questo, liquidando tutto come vabbè, ma quelli hanno a cuore, hanno il pollice verde, no? E a quel punto lì tu non hai il tempo in televisione di fare il discorso che qua stiamo facendo, tra l'altro da tantissimo tempo, e abbiamo solo scalfito la superficie. Però vi giuro che prima della fine di questa diremo anche qualcosa di positivo. Infatti sì. Adesso facciamo è il momento della svolta. Passiamo alle soluzioni, perché infatti finché leggevo il libro dicevo: bene, abbiamo capito finalmente come funziona, dove c'è la crisi climatica, come reagisce l'uomo, se ha paura, se non ha paura. Mi darà qualche soluzione questo libro. E devo dire la verità che ci sono delle bellissime idee. Una di queste era quella di prima di Wilson, che abbiamo già detto, e poi invece le città futuribili. Quindi volevo farti una domanda sulle città futuribili. E tu hai avuto modo di vedere in Lapponia, ad esempio Kiruna, questa città, poi un quartiere a Singapore e anche alcune capitali che si stanno muovendo in modo coraggioso come Oslo, Helsinki, Stoccolma, Barcellona, Londra.
e poi la città spugna cinese. Quindi ti lascio scegliere, diciamo, quella che più ti piace. No, allora, io adesso vi parlo di Oslo, perché è la cosa che mi aiuta di più anche a spiegare perché facciamo così fatica a pensare che le cose possano migliorare, oltre che peggiorare. Però prima volevo fare un piccolo accenno alla questione della città spugna, ovvero quelle città che, dato che come ben sapete e sappiamo, l'acqua scarseggia sempre di più, o meglio, non è che scarseggia, è che è sempre di più distribuita in maniera poco controllabile. Tanto è vero che abbiamo avuto 2 anni di siccità e poi l'acqua di mesi che è caduta in 2 giorni. In questa situazione, quella che noi, un bene fondamentale, lo chiamano il nuovo oro, il nuovo petrolio e l'acqua, bisognerà trovare il modo di sprecarne il meno possibile. E questo non vuol dire che avremo i rubinetti col contagocce, ma vuol dire che innanzitutto, per dire in Italia, il 40% dell'acqua che passa per i nostri tubi viene persa perché i tubi vanno rifatti. C'è proprio un problema infrastrutturale. Ma c'è anche un altro discorso, a parte che noi siamo uno dei pochi paesi che utilizza l'acqua potabile per i cessi, che è una follia. Però per dire a Singapore, e adesso mi rendo conto che sarà difficile da accettare per qualcuno, a Singapore bevono l'acqua del cesso, che detta così è brutta, ma nel senso che loro hanno un sistema di riciclo delle acque reflue così efficace che l'acqua che ne esce è più pura di quella che noi compriamo in bottiglia. Questo vuol dire che voi tirate lo sciacquone dopo che avete fatto i vostri bisogni e quella stessa acqua nel giro di mezz'ora diventa più pulita di quella che avete in bottiglia e più sicura di quella che avete in bottiglia. È una cosa che già esiste, non è una cosa futuribile. Però anche qui c'è uno scoglio culturale, perché se tu vai a dire alle persone dal rubinetto inizierà a uscirti l'acqua del cesso o l'acqua delle fogne, è difficile, come è difficile accettare di mangiare insetti, però non voglio toccare quel discorso lì. Il punto è che servirà tutto, non è che questa sarà la soluzione, però saranno tutta una serie di cambiamenti che faranno sì che le città come sono adesso sono innanzitutto a misura di automobile. Cioè non sono a misura d'uomo le città, sono a misura di automobile. Magari non Battaglia Terme, da quello che ho visto, però Milano è sicuramente a misura di automobile. E appena fate lo switch anche lì ve ne rendete conto, perché io, dopo aver letto un libro di un mio amico giornalista che si chiama Contro l'automobile, lui poi è proprio manicheo, però lui a un certo punto nel libro dice: tu adesso alza lo sguardo appena esci in strada e calcola quanto spazio è occupato da automobili. E io mi rendevo conto che questa parte, prima ho provato a fare una foto dopo aver parcheggiato e non l'ho salvata perché c'erano troppe auto qua, che ce ne sono poche, ma perché c'era il parcheggio. Noi siamo abituati ad avere le auto ovunque, sono la tappezzeria delle nostre città. Ma in una città come Milano il fatto che ci siano gorghi continui di auto è follia, ma non soltanto per una questione di inquinamento acustico, ma per il fatto che la gente passa tantissimo tempo ferma in auto e quelle auto passano la stragrande maggioranza del loro tempo parcheggiate per spostarsi in uno ogni auto. In una città che è piatta, piccola, relativamente piccola, dove si potrebbe andare tranquillamente in bici. A Oslo, che è una città più piccola di Milano, però comunque è una capitale, hanno deciso nel 2019 di bloccare alle auto tutto il centro, non il centro storico, tutto il centro. E ovviamente questa cosa ha scatenato delle proteste. Ci sono gli esercenti che sono scesi in strada e hanno detto: non esiste, siete impazziti? Se fate così nessuno passerà più davanti ai nostri negozi e noi andremo a gambe all'aria. E l'amministrazione di Oslo ha detto: va bene, allora questa cosa non la possiamo fare. Cosa possiamo fare? Togliamo tutti i parcheggi dal centro. Hanno tolto tutti i parcheggi dal centro e il risultato era lo stesso, le auto non passano più dal centro di Oslo. Ma la cosa interessante è che nel giro di pochi mesi quegli stessi esercenti erano contenti, perché, sorpresa, con un centro completamente pedonale più gente passava davanti ai loro negozi e i loro affari andavano meglio. Allora, o gli esercenti di Oslo sono particolarmente ottusi, oppure sono come tutti noi, che di fronte a un cambiamento radicale vediamo prima quello che potrebbe non andare. Vediamo prima quello di cui qualcuno ci vorrebbe privare e non delle opportunità che noi avremo.
E questa cosa è legata un po' a una questione culturale, anche come ci vengono raccontate le cose, perché per dire, quando c'è stata la legge Sirchia che ha tolto le sigarette dai locali, io mi ricordo amici miei che fumavano e che se la prendevano con i baristi che li mandavano fuori a fumare d'inverno, alcuni sono arrivati anche alle botte. Quelle stesse persone nel giro di qualche mese, pur continuando a fumare, erano contenti che non ci fosse il fumo nei locali. Allora, cos'era successo? Era successo che non riuscivano a immaginare qualcosa che non avevano mai sperimentato. Riuscivano soltanto a dire: ma io sono sicuro di non volere più questa cosa, questa cappa di fumo insopportabile, e poi devo buttare via i vestiti ogni volta. Questo è una questione culturale, ma anche una questione evolutiva, nel senso che, sempre pensando che noi siamo animali, la capacità di pensare al futuro, ed è una cosa che noi facciamo in continuazione, proiettarci in avanti, anche se non ce ne rendiamo conto, però in questo momento molti di voi stanno pensando a cosa faranno quando finalmente smetteremo di parlare, no? Quando questi smettono di parlare, cosa faccio? Vado a bermi una cosa? Cioè noi siamo continuamente proiettati nel futuro, ma quando proviamo a proiettarci in un futuro che non conosciamo, questa proiezione è tendenzialmente negativa. E questo perché serviva di più ai nostri antenati immaginare cosa sarebbe potuto andare storto e cosa evitare, piuttosto che cosa creare, anche perché non avevano un tessuto sociale tale, o una civiltà che potesse anche soltanto mettere nelle loro teste il concetto di possiamo costruire qualcosa tutti insieme. Quindi la grande sfida che noi dobbiamo fare è anche domandarci: ok, la transizione ecologica che ci viene presentata come lo scorso ministro, come si chiamava? Cingolani. Cingolani aveva detto che la transizione ecologica rischia di essere un bagno di sangue. Ora, in realtà, se andiamo a vedere i dati, la transizione ecologica porterà più lavori di quanti ne toglierà. Porterà una grandissima serie di benefici anche economici, farà risparmiare tantissimo denaro, però anche a destra come a sinistra ci viene raccontata come qualcosa che ci priverà dell'aria condizionata, dell'auto, della carne, tutte cose false, perché i primi che ci smeneranno nella transizione ecologica sono quelli che si arricchiscono in maniera folle con i combustibili fossili. E soprattutto adesso, dopo che c'è stata la crisi energetica, dopo la guerra in Ucraina, questi hanno fatto profitti che non avevano mai fatto, ed è per quello che si parla di extra profitti, di tassare questi profitti folli, perché li hanno fatti sulla nostra pelle e facendo qualcosa che non si può dire, e io non posso dirlo in maniera circostanziata perché sennò mi mettono dentro, però bisogna anche iniziare a dire che se la tua impresa economica ha un prodotto che sono i gas serra, che porta già oggi a decine di migliaia di morti in più per le ondate di calore, per gli incendi incontrollabili, per le alluvioni. Questi qua sono dati che ha diffuso l'ONU, non che mi sono inventato io. Allora, se tu questa cosa la sai dagli anni '80 e continui a basare i tuoi profitti sulla combustione di idrocarburi, la tua è un'attività criminale. Io, questo così, giusto, sono stato moderato fino adesso, però la realtà è questa, soltanto che noi ancora non abbiamo il coraggio di dirlo o di crederla questa cosa, però è così, pensare che bruciare combustibili cioè fare tantissimi miliardi vendendo petrolio sia un business lecito, è una cosa che sicuramente i nostri nipoti considereranno follia, sì, questo è sicuro. Noi ancora no, ma io stesso sono cresciuto in mezzo al petrolio, con la macchina, ero in Brianza, non è che vivevo a Milano, potevo andare in giro in bici, ho usato la macchina tantissimo e sono venuto qua in macchina oggi, quindi non è che io voglio fare il paladino del politically correct. Però questo perché lo voglio dire? Perché ci sarà bisogno di tantissimi cambi di sguardo, tantissimi occhi nuovi che ci metteranno un po' in difficoltà, ma che alla fine, secondo me, ci porteranno a vivere in un mondo migliore. Allora, io ho un'ultima domanda e poi la conclusione. Parlando di Venezia, l'ho tenuta anch'io per ultima, come hai scelto tu di lasciarla alla fine del libro, Venezia e il tuo viaggio nel delta del Po. Dici che dobbiamo abbandonare un approccio di tipo unidirezionale se vogliamo salvare queste realtà condannate a morte. E dobbiamo salvare soprattutto ciò che c'è intorno. Ci spieghi questa cosa del ciò che c'è intorno? Allora, io all'inizio non volevo andare a Venezia, nel senso che
nel senso che Venezia compare sempre nei racconti della crisi climatica, e compare in una maniera particolare, nel senso che Venezia è quel gioiello per cui noi non possiamo permetterci che non possiamo permetterci di perdere. Quindi noi dobbiamo salvare il mondo per salvare Venezia, che mi sembra una narrazione un po' scricchiola, nel senso che io adoro Venezia, non vorrei assolutamente che sparisse, però allo stesso tempo mi rendevo conto che non sapevo come raccontarla Venezia, non sapevo che storia andare a cercare, finché non ho conosciuto questo professore di architettura catalano, forse il personaggio più divertente del libro, che si chiama Josep Maria García Fuentes, che da bravo professore di architettura lui mi ha detto: ma andiamo insieme a Venezia, che te la racconto io a Venezia e ti spiego perché è importante nel discorso che stai facendo. E siamo andati a Venezia, attenzione, nell'ottobre del 2020, e è stato un grandissimo privilegio vedere Venezia vuota, perché era ancora non... forse stava iniziando la seconda ondata, comunque c'era quel limbo dove Venezia era praticamente vuota. Poi siamo andati di giovedì, quindi era il giovedì dell'ottobre del 2020, era praticamente vuota, e quindi anche questo ha aiutato a vederla con occhi diversi. Comunque lui mi ha raccontato come è nata Venezia, tutta una serie di cose, e poi mi ha detto: Venezia, il rischio più grande di Venezia non è soltanto l'innalzamento delle acque, ma è il fatto che non la vogliono toccare. A proposito di cose apparentemente blasfeme che dovremmo imparare. Scusa, ce l'hai la foto di quella villa rossa? No, ho una foto di Venezia. Che mi sono immaginata. Così. Una foto di Venezia. Ho 2 foto di Venezia. No, quella non ce l'hai. Però no, perché lui in effetti, per fare la nostra intervista, mi porta in questo palazzo, che è il palazzo della Fondazione Querini Stampaglia, che è un palazzo del 500, che era stato già ristrutturato nell'800 e che poi negli anni 60 è stato chiesto a Carlo Scarpa di fare un ulteriore rifacimento. E Carlo Scarpa, che era un visionario e a suo modo una persona non visionaria nel senso che vedeva cose folli, ma che sapeva guardare in avanti, lui ha fatto un ragionamento molto interessante. Lui ha detto: non ha senso che io continui a cercare di ripristinare questo palazzo come quando è stato costruito, perché la Venezia in cui è stato costruito non c'è più. Quindi io devo ripensare questo palazzo, mantenerlo com'è, se non per alcune cose, e ha fatto una cosa che probabilmente non avrebbero permesso a nessun altro se non a Carlo Scarpa di fare, che è stato quello di praticamente distruggere il piano terra per fare in modo che il canale entrasse nell'architettura del palazzo. E praticamente il piano terra della Fondazione Querini Stampaglia è tutto un insieme di canali, con anche una parte camminabile e tutto, dove i canali, cioè l'acqua di Venezia entra all'interno del palazzo e diventa parte del giardino, che dal punto di vista pratico ha una sua utilità piccola, nel senso che non è che cambia l'adattabilità di quel palazzo, però dal punto di vista simbolico è importante, perché tu stai dicendo: io non sto creando una barriera contro l'acqua, io sto capendo come vivere con l'acqua, perché l'acqua a Venezia è salita già di 30 cm nell'ultimo secolo e continuerà a salire. Quindi l'idea di mettere Venezia in una teca di vetro per proteggerla è il modo migliore per condannarla. Questa è la tesi di Fuentes, che faceva un esempio in effetti interessante. Diceva: quando la Basilica di San Pietro non è sempre stata così. Prima c'era una basilica paleocristiana che era bellissima, però quando poi a Bramante hanno dato la possibilità hanno chiesto di fare San Pietro, lui ha fatto qualcosa di ancora più bello, e nessuno ha detto: no, ma è una blasfemia privarci della basilica paleocristiana. E quindi lui dice: l'idea di, come stanno cercando di fare, e non ci riescono perché è impossibile, di mettere San Marco in una teca, non funziona. San Marco è molto a rischio perché è una delle parti che finisce sempre sott'acqua, e l'acqua salata sta per capillarità andando a erodere letteralmente le pareti e anche le statue della Basilica di San Marco, e quindi bisogna pensare a come cambiare Venezia in modo che rimanga una città di questo momento storico, ma che possa e per il futuro. Sì. Possa convivere con il futuro. Possa convivere con il futuro, perché Venezia è una città che adesso è a rischio,
E tra l'altro poi c'è tutto il discorso sul Mose, che adesso rischiamo di stare qua fino a domani, però anche lì però è importante questa cosa, perché con la crisi climatica non c'è mai una soluzione. I problemi della crisi climatica, dato che è così interconnessa, sono sempre da prendere in parallelo, e quindi per mettere in sicurezza Venezia non basta il Mose, anzi con l'innalzamento delle acque il Mose servirà ben poco e costa tantissimo. Tutti quei soldi lì avrebbero dovuto essere spesi, secondo, e questo non secondo me ma secondo una persona che ho sentito per questo libro, per l'innalzamento del tratto pedonalizzabile, per fare il ripascimento di Lido e Pellestrina, che sono le due barriere naturali che Venezia ha e che dagli anni 90 lasciano come sono, per fare tutta una serie di interventi nella vegetazione. Di lavorare intorno, come dicevamo. Lavorare intorno, esatto. Allora, io vorrei ringraziarti e salutarti con questo pezzo del tuo libro che mi è piaciuto molto e che utilizzo come conclusione. Allora, quello che posso fare è continuare a tenere traccia delle zavorre cognitive che irrigidiscono lo sguardo che affaccio sulla realtà. Quello che posso fare è continuare a leggere storie e a scriverne, a lasciare che mi scuotano e mi riempiano di dubbi. Quello che posso fare è riconoscere le generalizzazioni per quello che sono, scorciatoie cognitive che rendono la vita più semplice ai singoli e più difficile alla collettività. Quello che posso fare è mettere in atto buone pratiche, senza per questo illudermi che basteranno a cambiare la situazione. Quello che posso fare è resistere alle sirene dell'astensione, come a quelle del male minore, e cominciare a esprimere il mio voto per chi dimostri nel suo programma un cambio di prospettiva sul mondo. Hai chiuso proprio sulla politica, eh? Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? La signora, gli portiamo il microfono portatile. Allora, lei ha detto una grande cosa prima, da pochi giorni io so che è proprio l'erba che ci dà l'azoto, che è la componente più importante per l'aria, e quindi senza l'erba noi non potremmo nemmeno vivere. Le volevo invece chiedere se non ha mai preso in considerazione il fatto che adesso ci siano degli affitti di territori in tutto il mondo, perlomeno dove si può, per ricavare il litio che serve per i cellulari. Sì, allora, sì, il discorso dell'erba è importante anche perché adesso rispondo alla cosa del litio, che è importante, ma prima voglio chiudere quella parentesi sull'erba, perché l'erba è proprio quello che consideriamo tappezzeria e quindi è qualcosa che diamo per scontato più delle piante. Tenere bassa. Sì, diamo per scontato l'erba anche più delle piante, che tra l'altro, qua per fortuna avete tanta vegetazione, ma c'è una cosa chiamata cecità sulle piante, che è uno dei tanti difetti cognitivi che abbiamo e che fa sì che noi, se non succede nulla, tendiamo a non curarci il fatto che esistono le piante, cioè non le vediamo, le consideriamo tappezzeria, non li consideriamo come esseri viventi spesso. Il discorso sul litio è interessante perché viene tirato fuori spesso quando si parla di transizione ecologica, giustamente perché estrarre il litio è un'operazione che in questo momento è tutto tranne che sostenibile. Ciò detto, le auto elettriche sono comunque, anche considerando l'estrazione del litio, anche considerando tutto il processo di costruzione delle batterie, che è incredibilmente energivoro, comunque a conti fatti anche l'auto elettrica peggiore inquina 3 volte meno di un'auto endotermica. Ma il punto qui, poi sul discorso dei cellulari c'è da fare un altro discorso, nel senso che è vero che internet, i nostri cellulari producono emissioni, è vero che costruire tutta questa tecnologia ha un impatto sull'ambiente, ma la realtà è che tutto ha un impatto sull'ambiente. Quindi il problema è che spesso si va a concentrarsi su questa cosa per dire
ecco, voi dite che bisogna fare tutte auto elettriche, però il litio rovina il mondo. È vero, ma il punto è che noi tendiamo a vedere due possibilità. Una è che continuiamo con le auto endotermiche e l'altra è che cambiamo tutte le auto in auto elettriche. Ma la vera strada da seguire è la terza possibilità, che è ridurre il più possibile il numero di auto, cioè ridurre la nostra dipendenza, perché è una dipendenza anche psicologica, dal fatto, basta vedere le pubblicità delle auto, che sono sempre state pubblicità che ci dicevano tu sei libero, tu grazie a quest'auto hai potere, sei libero. Se pensate alle pubblicità delle automobili sono qualcosa di veramente folle, però la realtà è che l'automobile spesso e volentieri non serve. Io vivo in una città dove l'automobile ti fa arrivare più tardi della bici, sempre, perché non trovi parcheggio, perché ci sono gli ingorghi, perché... c'è la possibilità di ridurre il numero di auto, ci sono tutte le buone pratiche possibili, basta andare a Copenaghen per vedere come sono le cose, ma ci sono anche in quel caso, soprattutto in Italia, degli interessi industriali ed economici tali per cui il discorso non viene fatto in questo modo, il discorso viene fatto allora adesso facciamo tutte auto elettriche. Bisognerebbe invece ridurre il numero di auto. Sul discorso invece, quando sentite dire una delle critiche che gli attivisti si sentono rivolgere è: quel cellulare con cui mi stai filmando per essere prodotto inquina. Ok, è vero. E qua si va a toccare il discorso fondamentale della responsabilità personale. Allora, io qui voglio consigliare un libro di una giornalista italiana che si chiama Stella Levantesi e che si chiama Il bugiardi del clima. Ed è un libro che parla di come dagli anni 80 a oggi le industrie petrolifere hanno diffuso o falsità o distorsioni della realtà per far sì che l'azione climatica venisse ritardata. La cosa più interessante è che una di queste strategie si basava proprio sul convincere le persone che la colpa della crisi climatica fossero i consumi personali. Tant'è vero che negli anni 90, negli anni 80, quando io ho iniziato ad avere, diciamo, la maturità negli anni 90, 80 ero un bambino, per iniziare a ragionare su queste questioni, io mi ricordo che era tutto un senso di colpa su oh mio Dio, allora devo spegnere l'acqua mentre mi lavo i denti. Tutte queste cose qui, che chiaramente sono delle buone pratiche. Il problema è che rispetto ai veri responsabili di quello che sta succedendo sono cose minuscole. Per darvi un'idea, ci sono 125 miliardari in questo mondo, i cui investimenti e i cui consumi di una singola persona di queste 125 producono la stessa quantità all'anno di gas serra che verrebbe tolta, diciamo, dall'atmosfera se 4 milioni di persone diventassero vegane. Questo vuol dire che è importante mangiare meno carne e tutto, ma la vera ragione per cui continuiamo a pompare tantissima anidride carbonica nell'atmosfera non è il fatto che tu mangi carne, non è il fatto che tieni accesa l'aria condizionata troppo, e il fatto che questo venga fatto su larga scala, ma il fatto che ci sono persone e aziende che investono su un sistema fossile, su un sistema fatto di combustibili fossili, dove il 15% delle emissioni sono soltanto il trasporto di petrolio, soltanto il trasporto. Io mi faccio problemi a prendere l'aereo per andare in vacanza, ma durante il lockdown hanno volato in Europa decine di migliaia di aerei vuoti perché sennò avrebbero perso lo slot aeroportuale. Quindi è tutto un sistema dove le grosse responsabilità sono proprio a livello di come funziona il sistema rispetto di come consumano le persone. E quindi volevo fare questa piccola postilla perché sennò poi si rischia di concentrarsi su degli aspetti importanti, perché il discorso del litio è importantissimo, però il problema non è tanto il fatto che noi abbiamo bisogno del litio per fare le batterie, ma il problema è che noi dobbiamo cambiare un paradigma economico che è basato unicamente sulla crescita e sul fatto che io non prendo un cellulare e lo tengo per 10 anni, io prendo un cellulare e lo cambio ogni anno, non io, però per dire, è quello cioè il problema non è che ci vuole il litio per fare le batterie del cellulare,
Il problema è che siamo in una cultura e in un'economia dove se non cambiamo cellulare ogni 1 o 2 anni, quell'economia collassa. Questo è il grande problema. Grazie. Prego. C'è qualcuno? Tanto grazie sono rimasto molto sorpreso perché avevo visto che lei ha scritto romanzi e poi all'improvviso arriva sto libro che, e anche sentendo parlare stasera, la conoscenza sull'ambiente, sulle situazioni è enorme praticamente. Allora, il Comune di Battaglia ha presentato questi 3 incontri come delle rassegne letterarie. Noi non l'abbiamo fatto come rassegna letteraria. La cosa più importante forse è che stasera tutti e 3 gli autori erano qui presenti nonostante i tempi, perciò c'è stata questa continuità che ha detto Massimo. Altra cosa importante è che stasera sei stato attaccato, è stato attaccato dagli insetti, perciò gli insetti ci sono. Gli insetti ci sono Qui stasera. sicuramente sì. Te lo scrivo nel libro. Il libro, secondo me, è bellissimo per la coppia, il ragionamento prima del posto e poi il ragionamento successivo che stasera è uscito poco, anche perché penso sia difficile farlo così, che però consiglio a tutti di leggere proprio per questo passaggio, come dire, non so neanche come definirlo, psicologico, sociale, ma anche proprio culturale e personale che c'è tra la situazione e poi quel percorso molto bello che in ogni posto c'è un'intervista a un personaggio del posto che racconta. Io ci ho visto dentro anche tanta narrativa perché a noi piace tantissimo Ghosh e pensavo che all'inizio fosse qualcosa del genere, invece c'è meno racconto, narrazione e c'è molto più come dire, percorso saggio, però c'è questa altra parte che compensa. Poi New Orleans mi è venuto in mente Eggers, quel famoso libro Zitoun, mi sembra si chiama, bellissimo anche per questo. E poi citazioni continue. E poi anche le citazioni che ci sono all'inizio, per esempio quella dei Guardiani, noi dall'87 siamo i guardiani di questo piccolo paese, è il più piccolo territorio della provincia di Padova questo. Per quanto riguarda Battaglia non è un paese fatto per le automobili, in realtà in questo momento stiamo proprio combattendo per un argine che c'è qui, a proposito di argini, che verrà trasformato nell'idea del comune in una bretella, perciò su un argine verrà fatta una strada a doppia corsia, perciò anche qui, per quanto piccolo, poi c'è questo discorso, io ho a disposizione questo territorio, ci faccio questa cosa, ho a disposizione un territorio più grande. Allora la domanda finale, dopo tutto questo preambolo, come mai il passaggio dalla narrazione, dai romanzi, che non ho letto, perciò ho letto solo questo, quasi tutto questo, c'è questo passaggio e visto che per il comune era una rassegna letteraria, questa cosa ci sta. E poi vorrei che dicesse quella storiella del cowboy che vuole costruire in quel posto e vorrei che la dicesse proprio alle persone che sono qua, in particolare a quelli della Vespa che sono qua. Sì, quella magari la leggo, tanto Okay. è mezza paginetta. Grazie mille per le belle parole e grazie a voi che siete qua ancora dopo insomma così tanto tempo, sono molto contento. Allora, io sono laureato in biotecnologia, quindi diciamo che la scienza e la questione biologica evolutiva è sempre stato un mio grande interesse. Poi ho abbandonato la carriera scientifica, il laboratorio, perché avevo capito che non era il mio e io da sempre ho coltivato questa passione della scrittura e quindi ho iniziato a scrivere romanzi, cosa che continuo a fare. Il prossimo che uscirà sarà un romanzo. Però nel frattempo, dato che i romanzi non ti danno da vivere, anche se li pubblichi con Bompiani, con Einaudi, cioè prima che tu ne possa vivere ne passa, il mio lavoro è stato, negli ultimi 15 anni, è stato tradurre saggi scientifici e scrivere per diverse testate di scienze e di cultura. Quindi, dato che io lavoravo proprio sull'intersezione tra cultura umanistica e cultura scientifica, la crisi climatica, soprattutto negli ultimi 10 anni, è emersa sempre di più nei miei pezzi, perché comunque è proprio
il macro problema, il problema che va a toccare ogni distretto della nostra vita, e quindi era quello su cui i miei strumenti che andavano un pochino, cioè nella mia cassetta ci sono gli strumenti dello scienziato e quelli dello scrittore. Questo è stato un po' il connubio di tutto questo, perché comunque, per quanto sia un saggio di fatto, la scelta di farlo non solo in forma di reportage, ma di reportage dove io sono un personaggio sostanzialmente, è legato al fatto che non volevo, che è la cosa secondo me più rischiosa quando scrivi un libro sulla crisi climatica, non volevo essere quello che è tornato da un viaggio e spiega la vita alle persone. Io volevo mostrarmi come quello che va a fare questo viaggio e prende in faccia tutti i suoi limiti cognitivi, che è un po' il viaggio dell'eroe di un romanzo, no? Cioè, il viaggio dell'eroe in narratologia, nelle storie più famose c'è un protagonista che esce dalla sua zona di comfort, entra in questo mondo straordinario, fa una serie di prove, sfida una serie di nemici e poi torna a casa arricchito. L'Odissea, il Signore degli Anelli, tutte le storie più famose hanno questo andamento, e questo più o meno pure, nel senso che io entro in questo altro mondo e torno indietro arricchito, scrivendo il libro nel frattempo. La cosa invece che tu, a cui ti riferisci, ti sto dando del tu mi hai dato del... Ci diamo del tu? Sì. Ok. Guarda, l'ho appena aperto. Allora... No, aspetta, non era questo. Un secondo, Sì, quello che costruissi nell'asse. Ok, qua io sono in un bar, sono ancora a Miami, ma sto per andare sul Mississippi. E dopo aver visto la parte peggiore di Miami, tutta la roba che vi ho raccontato prima, ho bisogno di una birra, quindi vado a sedermi in questo bar e a un certo punto una persona che è seduta di fianco a me mi dice: vai sul Mississippi, hai detto? Se vuoi conosco una storia sul Mississippi. Barry indossa 2 camicie, un paio di pantaloncini neri e un cappello da pescatore. Prima di attaccare bottone con me, è rimasto seduto al bancone a sorseggiare lentamente la sua birra, borbottando tra sé e sistemandosi gli occhiali tondi sul naso sudato. Le probabilità che si tratti di un ciarlatano sono alte, ma sono 28 ore che non parlo con qualcuno senza prima accendere un registratore, perciò gli do spago. Senti qua, attacca. Un giorno, tanto tempo fa, arriva dalle parti di Vicksburg questo tizio. Ha notato un punto in cui il fiume si incurva liberando un bel fazzoletto di terra e vuole costruirci una casa. Mentre il tizio le prese con le fondamenta, dai campi poco più a sud arriva un vecchio contadino che lo richiama sbracciandosi. «Lì non conviene costruire!» urla. L'altro si stringe nelle spalle e riprende ad accatastare assi di legno. Il giorno seguente la scena si ripete e così per settimane. Il contadino insiste che il fiume è una bestia irascibile, nessun uomo con un briciolo di cervello gli costruirebbe una casa in braccio. Ma niente. Il forestiero lo prende per superstizioso e continua a lavorare. E insomma, dopo qualche mese di bisticce e martellate, la casa è finita. Quando ecco che una notte comincia a piovere forte, più forte di quanto chiunque possa ricordare. Il fiume si gonfia, l'acqua supera gli argini e con un colpo di coda quel maledetto serpente scuro che è il Mississippi rade al suolo la casa, butta il forestiero giù dal letto e lo scaraventa fuori dalla finestra. Il giorno seguente, ancora zuppo da capo a piedi, il forestiero prende la via dei campi, trova il contadino e lo riempie di bastonate. «Ma perché te la prendi con me? Io ti avevo avvisato», dice il contadino. «Non sei stato abbastanza convincente», risponde l'altro. Allora approfitto per ricordare che piccole azioni vengono fatte anche domani. Antonio e Valeria sono andati al mercato ortofrutticolo, hanno raccolto le verdure di scarto e ci hanno fatto un aperitivo, quindi si continua in Veneto a fare l'aperitivo, però ci proviamo a farlo antispreco e siete tutti invitati domani al centro Bachelet per questa esperienza. Ringrazio ovviamente la libreria Gregoriana che è lì proprio nella Pontara in fondo con Paolo, e lì ci sono i libri di Fabio che se poi cortesemente li puoi firmare, sono a disposizione di tutti, ve lo consiglio, è scritto molto molto bene. E ringrazio Coop perché chi vuole ci fermiamo con un bicchiere di vino, di succo di frutta a continuare le chiacchiere tra di noi, ma ringrazio soprattutto Elena e Fabio per questa interessante serata, insomma. Grazie a voi e alla prossima.